Io intanto volevo chiedere come vi è venuta l'idea di mettere insieme, insomma, tutte queste storie, diciamo anche, no? Matera, il film famosissimo di Pasolini, il petrolio, insomma è una cosa veramente trovato molto originale. Pasquale. L'idea di tutte le responsabilità nasce da un'idea di Antonio Andrisani che è stato poi il motivo per il quale ci ha fatto incontrare. L'idea era di base, ci raccontava in qualche modo una Basilicata che in qualche modo avevamo voglia di raccontare. Da lui nasce l'idea di raccontare Pasolini, visto che a Matera si parla di Pasolini, della cultura e del petrolio, non c'era modo migliore di mettere insieme queste tre cose. E crediamo che in qualche modo, come guardi, insomma, ecco, continua tu, dai, racconta come nasce la cosa e poi il nostro incontro, perché ci conosciamo da sempre ma non avevamo mai fatto nulla insieme, quindi avremmo fatto meglio per restare almeno a casa propria. No, questo è un film che apparentemente è un film sul petrolio, però è anche e soprattutto un film sul cinema, sulle gioie e i dolori del fare cinema in questo paese, quindi in qualche modo anche sulle difficoltà del cinema indipendente e sulle gioie e i dolori del petrolio. Quindi era troppo ghiotta questa, già dal titolo, che confessiamo è un po' paraculo, perché poi in realtà Mattei, come avete visto, non c'entra nulla, insomma. Cioè, la sua figura non viene in alcun modo, diciamo, evocata, se non proprio così di passaggio. Era proprio un gioco di parole piuttosto efficace, che coniugava però immediatamente nello spettatore, ancora prima di vedere il film, questo connubio fra il mondo del cinema, che a Matera è soprattutto rappresentato da questo capolavoro di Pasolini, che è effettivamente uno dei piuttosto pesantuccio, ma indiscutibilmente un capolavoro del cinema mondiale, e il petrolio, per l'appunto. Poi sì, Matera è tutto sintetizzato nell'intervista allo pseudo intellettuale interpretato amichevolmente dal regista Mimmo Calopresti, avete visto, no? Che a Matera è un po' dopata, no? Tutti si riempiono la bocca con questo Pasolini, come dice lui nel film, organizzano mostre, lo citano di continuo, tutte persone che probabilmente, diciamo, non sono proprio all'altezza di parlarne troppo, e quel personaggio poi in un attimo fa esplodere, diciamo, con un po' una metafora della situazione, diciamo, del rapporto fra certa intelligenza e la figura di questo grandissimo poeta, regista, intellettuale e compagnia bella. Penso di essere stato, diciamo, piuttosto esaustivo rispetto al connubio fra petrolio e cinema, perché questo è un film, le nostre intenzioni, sul petrolio e sul cinema. È una cosa che questa ambizione di concludere il libro Petrolio, perché sappiamo che il libro Petrolio non è stato, nonostante l'amica di Berlusconi che dice di avere la parte finale, questo parallelo tra la morte di Pasolini, l'omicidio di Pasolini e Giuda Iscariota mi ha colpito molto. Chi è Giuda in questo film? In questa storia del petrolio, chi è Giuda? Sono i politici lucani? È il popolo lucano che non ha saputo ergere un muro contro questa vergogna? Chi è Giuda Iscariota? Questa è la domanda. Allora, dovete sapere che molti notriv
ci hanno criticato perché hanno trovato che il film non fosse sufficientemente critico, non fosse troppo severo nei contenuti contro le compagnie petrolifere. Quando ho scritto questo film non ho mai pensato alle compagnie petrolifere e infatti nel film non si vedono mai. Noi non siamo mai andati a girare sui luoghi dove si estrae il petrolio in Basilicata. C'è solo un flash a un certo punto delle immagini che sono un po' il sogno, l'immaginazione del personaggio. Perché questo effettivamente non è un film contro le compagnie petrolifere, è contro il petrolio, in assoluto. Non saremmo così ingenui e naif, oltre che naive. Questo è un film sul valore della testimonianza e della consapevolezza. È un film che invita, nel nostro auspicio, lo spettatore a prendere consapevolezza di questo problema. Quindi se proprio questo film, nelle nostre intenzioni, punta il dito contro qualcuno, o su qualcuno più che contro, è proprio sul popolo, sulla gente. Perché la gente è distratta rispetto a questo tema, è confusa, così come è confuso il nostro protagonista, che è l'unico personaggio puro di questo film, in cui sono tutti corruttibili o corrotti, però comunque matura una consapevolezza tutta deviata, perché alla fine lui non ha capito nulla, insomma, perché vede tutto attraverso il video di questi due cialtroni, però comunque matura una consapevolezza, quindi c'è un momento di speranza in cui il bambino lo riconosce come messia, c'è giusto quell'attimo, ma in realtà finisce a parlare contro un muro di gomma, con degli anziani, in un ospizio, e questo è il rischio. Quindi questo è un film, diciamo, sul valore della testimonianza che a nostro avviso non c'è. La gente è un po' come la moglie del protagonista, che giustamente a un certo punto dice che ce ne frega a noi del petrolio, diciamo. Va anche compreso questo senso di indifferenza, perché la gente, adesso non ci vogliamo inoltrare in discorsi troppo complessi, diciamo, non perché voi non siate in grado di comprenderli, ma perché sarebbero lunghi, però diciamo, il popolo è ormai completamente, diciamo, stato rincoglionito sotto tutti i punti di vista, annichilito, diciamo, no? Da lovetto. Decidete voi qual è l'ovetto, se è quello di Berlusconi, se è quello di Renzi, se è quello la gente vive in questa condizione di marionette, cioè è il solito rapporto tra potere e popolo, diciamo. Alla fine il film è anche questo, diciamo. Siamo manovrati, e quindi niente, non so se ho risposto adeguatamente alla domanda. Senz'altro, però questi lucani, diciamo che hanno seminato un po', dovunque vai trovi lucani, perché vanno via, nonostante il gatto e la volpe che regnano in Basilicata. Perché? Perché ha strappato quell'assegno di 7.500 euro e poi la moglie giustamente un credito l'ha riportato sulla terra, però è finito poi, dove è finito lui? È inconcluso, è finito in un ospizio a cercare di continuare nella parte che gli veniva suggerita da quei due mascalzoni, che poi siete voi due. E soprattutto io, devo dire, non è che voglio assolvere il povero Pasquale Sapino nel film. Ma lui è deceduto. Sì, lo dicevo prima, insomma, nessuno lavora più per creare delle condizioni di sviluppo nel rispetto dei propri elettori,
ormai la politica è diventata una sorta di cancro, diciamo. La figura del senatore, devo dire, mi ricorda molto, ecco, io credo che le cose non siano proprio, nel romanzo di Levi, per intenderci, no? Un altro, diciamo, un'altra icona culturale che ha pure rotto abbondantemente le palle, però indiscutibilmente un'icona culturale, diciamo, del nostro territorio, c'è il podestà. Ecco, io credo che fra il podestà e il politico di oggi il rapporto fra il politico e il cittadino è quasi assimilabile a quello del podestà con il cittadino. Credo che le cose non siano cambiate molto, anzi, non è apologia del fascismo, per l'amor di Dio, però credo, a proposito di Levi, che stiamo più o meno là. Una domanda, insomma. E dunque, da un punto di vista, diciamo così, cinicamente economico, vorrei chiedervi quanto vi è costato girare questo film e se questo tipo di diffusione underground, insomma, vi consente di recuperare le spese del girato al netto, diciamo, di eventuali contributi della regione Basilicato, insomma, di chi per lei. Ci è costata la salute, come dire. Volevamo fare una commedia, insomma, pensavamo che... Poi noi siamo partiti da un punto di vista che volevamo essere tutto meno che indipendenti, insomma, in qualche modo volevamo fare un film dipendente da qualcosa, da avere dei fondi pubblici, riuscire a fare un film come Dio comanda, con trovare due attori, uno anche meno rincoglionito del nostro protagonista, insomma fare un film leggero che ci portasse al successo. No, in fondo, insomma, quando tocchi dei temi come questi, un po' come quelli che abbiamo toccato anche nelle altre cose che abbiamo fatto, non hai proprio il background, come dire, le situazioni ufficiali che ti vengono incontro. In questo caso non le abbiamo avuto affatto, cioè, ma già dal titolo, già dai presupposti, insomma, avevamo capito che non era facile. E in Basilicata la cosa è molto sentita, quindi abbiamo provato anche collaborazione, ma come ufficiali, ma come avete visto dai lunghi titoli di coda, in fondo il film l'hanno fatto le persone come voi, le persone che hanno creduto in noi, nei lavori che avevamo fatto prima, un po' una sorta di crowdfunding che non è mai stata ufficializzata, ma insomma ci sono venuti incontro gli amici, gli imprenditori, i privati, che sapevano in qualche modo del quel, non dico talento, ma insomma di quello che avremmo potuto portare poi in sala, e così è stato, insomma. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare e poi di lavorare seriamente con gli attori, che avete visto, ci sono degli attori bravissimi, un po' dimenticati un po' dai media, dal cinema ufficiale, a partire da Flavio Bucci, lo ricorderete nelle sue grandi cose, da Petri a Ligabue e al suo cinema fino agli anni 80, fine anni 80, alla bravissima Ludovica Modugno e poi a tutti coloro che da sceneggiatura di Antonio hanno creduto poi nel film. Quindi abbiamo fatto un film veramente con un budget minimo, insomma, abbiamo pagato tutti, su questo poi in un cinema, c'è un cinema che paga molto meno, noi siamo riusciti a portare a termine un film montato e oggi siamo ufficialmente in sala con Francesco Liotard e Moviole che ci porta e ha scoperto che c'è un mondo di Lucani sia in Italia che nel mondo, e lo ringraziamo perché veramente fa un lavoro che dovrebbero fare tutti i distributori italiani, così come un po' ci prendiamo il merito, dovrebbero fare i produttori italiani, perché noi ci si vede poco, ma siamo i reali produttori del film, noi ci chiamiamo Brigata Germi, siamo per forza di cose, per poter partecipare, come dire, al tax credit, che non sto qui a dirvi, ma siamo solo gli esecutivi di un film che poi in fondo abbiamo prodotto noi e a fine
lavoro è subentrato questo bello guaglione che non è manco un cane, è veneto addirittura, che cosa? Volevo ringraziare tutti tanto, tutti i presenti assolutamente. Io sono appunto veneto, come si sente, penso che si riconosca. E niente, io mi sono particolarmente innamorato di questo film quando l'ho visto proprio da veneto, perché non lo trovo, passatemi il termine, un film terrone come molti altri, insomma, cioè c'è un problema nel Veneto. Intanto dico sempre, siamo tutti terroni di qualcun altro, quindi cioè, c'è sempre. Il problema in Italia, soprattutto nel nord Italia, è con i film che sono ambientati, diciamo, da Roma in giù, che c'è proprio un problema anche semplicemente col capire, col lessico, riuscire a capire tutte le parole, della fruibilità. Questo qui è un film, secondo me, intanto appunto assolutamente nazionale. È un film, appunto un film nel film, è un film ambientalista, un omaggio a Pasolini, è un film che parla dell'animo umano, che parla anche del petrolio. E vi posso assicurare che nel Veneto dei problemi del petrolio della Basilicata probabilmente non sa quasi nessuno, perché è così, l'Italia è fatta di queste regioni che comunque non riescono a capire neanche i problemi degli altri. Possiamo fare un film anche in Veneto, se vuoi. Ah beh, verso a Marghera, sulla popolare di Vicenza. Quindi io ho trovato questo film veramente un film molto bello, un film che fa onore alla Basilicata, è una commedia all'italiana come non si vede da tanto, perché è un film comunque drammatico, appunto non c'ha un lieto fine, sì, c'è lui che continua, insiste, però è lì in uno spizio, come diceva appunto. Alla fine un film come La Grande Guerra sono film in cui si rideva, però alla fine morivano tutti quanti, erano film drammatici. E questo credo che sia veramente un omaggio alla commedia all'italiana come non si vedeva da veramente tanto tempo, perché siamo comunque sommersi da film che sono basati su gheghine, robe, cioè tutta una cosa. Questo è un film veramente diverso, è un film che ha tantissime chiavi di lettura, anche per chi fuori dalla Basilicata magari ne sa meno dei problemi del petrolio, però riesce a leggere dei problemi comuni, comunque, che sono dati a un certo punto di farsi un po' gli affari propri, di star lì, cercare di campare per se stessi, e che un po' l'italiano è così, anche se poi alla fine tutti si domandano, nonostante la situazione in cui siamo finiti, come facciamo a essere ancora veramente tutti in piedi, perché abbiamo uno spirito di arrangiamento probabilmente molto, molto forte. E il mio impegno è stato quello di provare, e stiamo in qualche modo riuscendoci, a portare questo film in giro per l'Italia, e adesso e non solo, siamo andati anche all'estero, abbiamo fatto, insomma, il percorso è lungo. Non è un film che vuole bruciarsi in una settimana, come adesso il cinema impone, quindi tu esci o fai cassetta nei primi 2 giorni, il primo weekend, se no sei spacciato. Questo ci auguriamo tutti che stia fuori un annetto in giro in sale come queste, con delle persone che possono apprezzare comunque un film assolutamente genuino, fatto di ottimi ingredienti e da 2 registi che meritano comunque sicuramente di fare un'opera seconda, perché vorrei ricordarlo che questa è un'opera prima comunque, quindi con tutto quello che sono anche le difficoltà. Siamo giovani. Francesco Liotta è anche uno dei maestri della famiglia italiana, ha fatto gli ultimi 5 film, 6, 8, tutti i film di Ermanno Olmi, c'è qui anche Dalia che è una professionista meravigliosa. Prima ho fatto riferimento ad Ermanno, non sta bene, pare che, insomma, se possiamo dedicargli un applauso, visto che nel nostro cuore fa sempre non sta rigando. Guardate bene a queste persone, questi nostri conterranei, perché veramente se lo meritano. Tanto noi vogliamo bene a loro che sono venuti a vedere il nostro film, altrimenti non so se sarebbero venuti. Sulla base di questa esperienza fareste un altro film in Basilicata? Beh sì, no, c'è una signora che ha alzato la mano, non può andare in mano. Come dice signora? Sono anche piccina, non mi si vede. Grazie. No, io una cosa non è una domanda, ma un'osservazione che volevo fare rispetto a questo film e anche altre cose che noi come associazione, perché faccio parte di quella banda, non ho detto nulla, di quella banda dei lupi, sì, faccio parte dei lupi, sì, vabbè, lui è un lupacchiotto molto vivace.
Dicevo, ho avuto la sensazione che questa fosse la narrazione di una solitudine, che non è solamente la solitudine di chi ha girato il film, ma la solitudine della nostra terra, ma un po' la solitudine dell'animo umano, che non trova, come dire, una forma per esprimere sia la cultura, sia la denuncia e sia la condivisione anche di quelli che sono temi così importanti come quello che voi avete trattato, ma soprattutto la solitudine della cultura e dell'animo umano. Lei è proprio una lupacchiotta, come si deve? Lo faccio rispondere dall'intelligente del gruppo. Certo, la solitudine potrei rispondere anch'io, io come dico. Non è una domanda, signora. Non so. Noi siamo molto... La solitudine un po' ci appartiene quando ci chiudiamo nelle stanze a scrivere o a pensare ai progetti. Ci addormentiamo. No, stasera c'è stato. Sarà legittimamente sfuggito a qualcuno perché molto si è trasformato, però ci piace ricordare che il Gesù che appare in sogno a Flavio Pucci a un certo punto è Enrique Razzocchi, cioè il Gesù che ha interpretato Gesù nel film di Pasolini. Quindi per noi è una chicca non trascurabile, è tornato al cinema perché lui aveva fatto solo quel film, cioè ha fatto solo il Vangelo secondo Matteo e il Vangelo secondo Matteo, però di averlo no, è una cosa che a molti sfugge perché giustamente ai tempi era un ragazzo splendido nel film, è un uomo anziano, non è tenuto a riconoscerlo, anzi lo riconoscono in pochissimi, però è un elemento diciamo significativo almeno per noi. Dicevo, girando questo film, se per caso su questo background, tutti questi stimoli, tutti questi temi che avete affrontato, vi sono venuti in mente altri temi per affrontare in futuro? Cioè, se tornereste in Basilicata a girare qualcos'altro? Non è che torneremo, quello vive in Basilicata, l'hanno tentato di esiliarlo, ma non... In Via Lucana, lo potete incontrare anche se volete dargli una rata, insomma vive in Via Lucana, al centro di Matera. Lui è uno di quelli che vive la Basilicata e Matera anche da un punto di vista proprio di oratore, cioè lui lo incontrate anche su Facebook raccontando la Basilicata a modo suo chiaramente. Se abbiamo... Quali temi affrontereste? Basilicata Gemmi vive dei momenti di grande sofferenza economica che la nostra società... Quindi, come dire, in questo caso con la parola indipendente ci piacerebbe un po' accantonarla per in qualche modo incontrare qualche lungimirante che crede in un progetto, perché poi di progetti lui continua a scrivere tante cose, di idee ce ne sono, bisognerebbe appunto trovare come secondo film qualcosa che ci, come dire, ci unisca in un unico afflato. Quindi un secondo film ci auguriamo e ce ne sono tanti temi che potrebbero essere raccontati, anche la soppressata fatta a Gorgoglione che vive un momento di grande defiance potrebbe essere un momento di... Poi c'è un calabrese qui che soffre di più, insomma. C'è una signorina col cappello... Signorina, cambio occhiali, buonasera. Volevo dire che mi è piaciuto davvero molto. Ora, era proprio una domanda connessa con l'intervento ultimo che mi ha preceduto. Nel senso che sono assolutamente d'accordo che è una delle migliori interpretazioni, il ritorno alla commedia italiana vera, quella di cui si è perso la traccia negli ultimi 25 anni, capacità di tenere insieme tanti temi, la denuncia corrosiva ma anche trattata con malinconia e leggerezza. Anche questa coppia mi è piaciuta molto, così un po' citazione del neorealismo, parlo di lei che vuole che lui faccia l'uovo e vedere i 7500, anche questa relazione molto delicata e tutto. E volevo sapere che cosa riserva il futuro, oltre che auspicabilmente denaro per produrre cose di questo tipo, ecco, mi sembra... Quello è in fondo, cioè è un lavoro tanto, è tanta roba, cioè mettere su un film, dal pensarlo poi al produrlo e mettere su una squadra di attori,
non è un lavoro facile. Nel momento in cui anche poi sei produttore e in qualche modo segui la filiera, è un lavoro difficilissimo, quindi pensiamo che con noi abbiamo, come dire, in qualche modo abbiamo capito i meccanismi del cinema, potremmo effettivamente produrre un film di qualcosa di più intelligente, con una buona idea. Servono i soldi, perché altrimenti non riesci mai come dire, a dare il giusto tocco a ogni cosa. Comunque, signor, Tranquillizziamo. Stiamo lavorando, diciamo, su altri fronti, diciamo, così tranquillizziamo la signora, perché sembra che siamo... sì. Poi Pasquale, dunque dovete sapere che Pasquale è proprio un attore, cioè lui di professione fa proprio l'attore da tantissimi anni, da ragazzo, ma mi piace insomma presentarti, da ragazzo è andato via da Matera, è andato a Roma a fare l'attore, fa l'attore, ha fatto tanti film, molte fiction TV, insomma. Io Anche tante cacate. sì, soprattutto. Io sto scrivendo anche per altri, perché insomma si scrive anche per altre persone, per progetti che poi non sono necessariamente poi quelli che dirigeremo noi o io o Pasquale. La domanda è se facciamo qualcosa Sì, ho capito. No, diciamo per il momento saremo impegnati in altri progetti che non propriamente diciamo autoriali, che ci coinvolgeranno come registi. Va detto però che questo film è un po', non dico la conclusione, ma arriva dopo un lungo percorso di scrittura intorno ai temi, intorno alla Basilicata, in precedenza erano stati già realizzati dei cortometraggi, anche diciamo di grande successo, che avevano al centro che vi invito magari a guardare, alcuni sono su YouTube, altri no. Quindi diciamo è un'indagine che arriva da lontano, ovviamente non siete tenuti a conoscerlo, ma potete approfondire, però diciamo è un'indagine autoriale che arriva da lontano e già sono state prodotte molte cose sul nostro punto di vista rispetto alla Basilicata, diciamo, e alle tematiche. Il 4 marzo. Il 4 marzo è fondamentale, non solo per la Basilicata. Va bene, signore. Vedo che Complimenti per la fotografia. grazie. Rocco Manna. Complimenti. È napoletano, giusto Rocco?